Cari telespettatori di Sicilia Cabaret, ci troviamo alla fiera di Catania. Adesso vediamo se c'è qualcuno che segue Sicilia Cabaret. Ciao. Ciao Mbare. Segui Sicilia Cabaret? Sì, certo, è bellissimo. C'è qualche personaggio che ti piace? Sì, mi piace quello rap. Aghiz, sì. No. Va bene, un bacio, ciao, Catimunnizza. Buonasera. Ciao. Segui Sicilia Cabaret, tu da lì, tu Sicilia Cabaret? Certo, non mi piace. Tu da lì ti piace? C'è qualche personaggio che ti piace? Certo, ma mi fa piacere per esatto, da fuori. Allora facciamo una cosa, visto che ti fa piacere butta fuori, chi si batto te so? Esci di qua, fatti. Esci. Ci piace, butta fuori. Ciao. Dimmi. Segui Sicilia Cabaret? Sì, lo seguo, sì, molto Metti divertente. un po' giocare? Ma adesso diventi un po' meglio. Però, sì, ma diverto, perché quando mi vedo mi diverto, c'ho passato. Ti piace, ti diverti? Sono molto attori bravi, poi sì. Ah. Mi seguo facilmente, sai, perché Va mi bene, piace. dai. Che in passatempo che mi Oh, piace. basta! A posto. Non parlare più, che pare sempre dove pare. Mi dice, scherzo, un bacio. Ciao. Pare, tu vieni Sicilia Cabaret? Chi è? Dai, Si vai, mangia? va, si mangia! Che si mangia? Ma un piatto con spaghetti che ongolo, va, che mangiamo! Ok, grazie. A poi pa io, pa! Ok, a Catania Sicilia Cabaret va forte, eh? Un saluto da Salvo Palumbo, da Catania è tutto, linea allo studio. Ciao. Amici di Antenna Sicilia e di Sicilia Cabaret, benvenuti a Pandora, il mondo di Avatar. Ecco qua, i nostri amici, siamo dietro le quinte di Sicilia Cabaret con i nostri comici, vedete tutti blu perché abbiamo preso tutti Viagra. Stiamo facendo la lampada per voi. Sono questi comici, andiamo a vedere gli altri, vediamo chi c'è qua. Dietro le quinte del Sicilia Cabaret, Emanuele Minafò in diretta al trucco. La donna dei miracoli! La donna di È lei che ti trucca, giusto? Sì, lei mi trucca! E che ti fa bello. Mi fa! Cosa vuol dire ai nostri amici siciliani che sono dietro i teleschermi ad aspettarci? Truccatevi anche voi! Isla Bonita, regno delle tue Sicilie, Sicilia Cabaret, Franca Pensieri. Vieni compare che abbiamo da fare, io una stella che voglio addomare, miri del cuore per questa occasione, questa è la isla dell'emozione. Qui c'è energia che fa non la senti, anche se spesso ci associa agli eventi. Io piglio un giuro e tu metto davanti, forza vincente ma non le tanti. Sicilia Cabaret, lai 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 lai, sotto al sole ballare e ridere, lai 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 lai, sotto al sole, sotto al sole, sotto al sole, sotto al sole, un po'. Pizzo, No grazie, pizza, no grazie. Sotto al sole, Sicilia Cabaret, lai 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 lai, sotto al sole ballare e ridere, lai 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 lai. Minchia che siamo fosse. grandi, i ragazzi, anzi le ragazze di Miss Mondo che salutiamo. No, dai, Ciao. le ragazze di Miss Mondo. Io di Mischifio sono. Ok, che salutiamo e poi conosceremo dopo la nostra Deborah Missoni. Ringraziamo i nostri partner A14 per l'outfit di Matranga, lui è Minafò, a Palermo in via Villareale 68, Charm per il mio outfit a Palermo in via Villareale 72 e per i nostri LED wall Decibel a Palermo in via Umberto Giordano 35. Sapete quanto è difficile per lei fare sta cosa? Però è arrivato il momento di presentare la voce. Sentite che cioè, ci sono delle cose, la profondità delle cose fighissime che fanno, l'abbiamo ancora presentato. Signore e signori, andiamo avanti e iniziamo lo spettacolo bello del Bello, giovedì. grazie ragazze. Grazie. Wow.
Mi ha detto a inizio stagione, io la sigla te la faccio proprio di essere presentato. Infatti lo presentiamo. lei. Va bene ragazzi, grande serata perché stiamo riproponendo un altro tipo di cabaret. Faremo un po' di cabaret nazionale, quindi ci faremo capire in tutta Italia. Stiamo cercando una via di fuga dalla Sicilia, che è importantissima. Che hai? Ho detto via di fuga e mi sono demoralizzato. Perché? No, niente, ho sentito fuga, mi demoralizzo io. Ma ho detto fuga, non figa, compà. Cioè, tu dovresti demoralizzarti alla parola Intanto figa. finiscono queste cose, tutti lo sanno, io sono fidanzato, va bene? Lei è cieca, lo sanno tutti. Però si vede da 5 giorni e ne stiamo parlando. Ma ancora comunque- male, ancora male. Ma non è questo. È vero, è vero. Tra l'altro il prossimo anno si sposa. Sì, il prossimo anno mi sposo Costretto pure, con, costretto una con la pistola e con la cinghia, però a parte questo mi costringe anche a fare delle cose. Per esempio ora si è messo in testa che per forza dobbiamo imparare le lingue, perché le lingue sono importanti nel lavoro, nelle cose, Finalmente dobbiamo è capitata partire perché è meglio. una ragazza intelligente è capitata, bisogna partire, perché non ve ne andate in Cina? Portala in Cina, la Cina sta salendo a livelli incredibili, si Beh, parla beh. il mandarino, Bravo. è una cosa fighissima, Sì, vi sì, fate sì. questa esperienza di 6 mesi, Sì, sì, 20.000 euro, ti risparmi. Quanto? 20.000 euro? No, ma zitto, non ci piace un mandarino cinese. Chi ci piace? Arancio brasiliano. Su questo coso, un euro te ne vendo un po' idea. Guarda, lasciamo perdere. Un'altra cosa, E parliamo un altro di posto. Qatar. Qatar è un bello, posto eccezionale, bello, sta bello. veramente salendo a livelli impressionanti. Bravo, bravo, Ce bravo. ne andiamo lì 6 mesi con 10.000 euro, ce la fai perché Quanto? lì si paga poco, 10.000 euro. 10.000 euro, no, non ci voglio io, non mi piace, Oh, compagno. il Qatar. Oh, il Qatar. E sputa! È cretino. Oh, il Qatar! Sei cretino. Ma vattene in Spagna allora. Bravo, che è qua vicino a Vattene me. in dai, Spagna, dai, in Spagna sì. risparmi. In Sì, sì, Spagna, se basta che ci metti la S finale puoi parlare pure tu. Bravo, puoi Alex. parlare pure tu Bravo. con 5.000 euro. Quanto? Ma manco 5.000 euro per la Spagna, la S finale. Ma mica 5.000 euro per una lettera! È chiaro dalla fortuna! Porta la tua ragazza in Spagna, gli fai vedere la passione, gli fai vedere la Rambla, gli fai fare la siesta. Ma a me piacciono i minnenichi! Ah sì, sa quanta metia sono! Non sa un'altra cosa, non lo so. Manuele, quanti soldi hai? 10 euro. Con 10 euro poi te la casa, c'ha insegno la lingua. Se la mia ragazza vuole imparare più E lingue. poi te la no camerino. Come no, camerino? Accura! Eccoci qua, buonasera dottore! Buonasera, cosa abbiamo? E allora, oggi il paziente presenta dei dolori nella zona inter-addomino che ci fa male la panza, dottore, ma fiero, Potrebbe essere gastroenterite. secondo me è gastronomia, sa la frutta speso, picciotto. Attenzione! Accura! Allora, come si chiama il paziente? Miki! Miki come Michele? No, come Miki, mangiata casa fish! Attenzione! Accura! Allora, al tatto l'addome le sembra mollo? È duro come la pietra, si mangiò pure per il tavolino, secondo me. Attenzione! Accura! Diagnosi. E allora sono 4 pietroline e 7 che ne avevo e sono 11. E 2 Ma cos'è? I calcoli renali. Mi fece mettere un conto. Attenzione, attenzione! Accura. 118! Pronto, pronto? Sono pronto. Sì! Dottore, un'emergenza! Che succede? Belen si è sentita male, hanno chiamato a me, sì! Non riesce a respirare! Le manca? L'aria! Dottore, un attimo, se lei mi parla... Le manca? L'aria! Belen è l'aria, se vedo tu, ma ne capisci i film? Arriviamo subito, dottore! L'aria! Oh, su chiamano altri, ti bruciamo palazzo! Senta, lei Ma che- quanti siamo a fattura? Allora, stiamo calmi, nessuna fattura, capiamo che sta succedendo. vorremmo capire chi siete. Allora, noi siamo i manutentori, noi aggiustiamo gli ascensori col bicarbonato. Perché? Perché fanno le scene! Certo. A quanti siamo a fattura? Niente fattura. Niente. Non ho capito perché Allora. siete venuti qui. Allora, noi siamo venuti qui perché praticamente dobbiamo montare i gommini sotto le sedie, perché quando si spostano fanno troppo rumore. Ma qui non fa rumore le sedie. E allora
la signora che se la sto a quanti stiamo a fattura? A quanti stiamo a fattura? A quanti stiamo a fattura? Oh, ma perché dice sempre a quanti stiamo a fattura? Perché non vamo a fottere l'IVA? A quanti stiamo a fattura? Allora, Scusi un minuto, scusi un Noi minuto. stiamo facendo un lavoro. E io pure sto lavorando. Pronto? Sì? Ah, è la signora Spitalieri. Dite che ci fate i piedi. Allora, questi sono affari. Signora Spitalieri, ci scusi. Allora, no, signora, noi l'interruttore della luce non lo sappiamo montare. Non sapete manco montare l'interruttore della luce. Oh, noi siamo professionisti. Eh. Mentre stavamo aggiustando il macchinario quello per sbucciare le cipolle, purtroppo a un certo punto ci siamo dovuti fermare. Per quale motivo? Scoppiamo tutto a piangere. A quanti stiamo a fattura? Niente fattura. Comunque, a Senta, posto, togliamo il disturbo, va No, bene? no, voi non togliete il disturbo, io qua tutte le sedie, tutto quello che c'è qui dentro è in garanzia, quindi me l'aggiustate. Ah, in garanzia? Certo. Allora, sai che ti dico? La prossima volta SPRC. Che significa? I seggi buttatevela a casa. A quanti stiamo a fattura? Cortesia, va. Gente schifoso. Dai, Ma solo un riusciamo po'. a fare qualcosa di elegante stasera? Poi dica, Momento poetico. Tacete, cialtroni. Voi che vi private di qualsiasi divertimento per tramandare la vostra arte. Bravo. Voi, infallibili guerrieri che portate a termine tutte le vostre sfide. Finalmente l'avete capito. Voi che lavorate e mai gioite. Dica. Vinceravete e metta che facete. E ha ragione. Stavolta sono d'accordo con lui. Va bene. Salvate, andiamo avanti. Andiamo chi se venga. Polizia, Falchi, centrale, abbiamo fermato 2 sospetti. Noi siamo 2 presentatori. Presentator, Balobonole. E della coso. Laurenti. No, l'alieno. Ma che state fa noi? A quando si mangia, quando si mangia, ma tu quant'alo con mangi? Già che sei secco. È mio zio. Comunque collega, facciamo un controllo. Un minuto, collega, perché sto morendo dal freddo. Ma tu devi fare come me. E cioè? T'allastare un pigiama sotto, hai sempre lo Ma domani me lo lascio, scendi tu e controlla. Ok. Ma che... Collega, ti sei strappato di nuovo i jeans. No, pigiama sotto. Comunque tu fatti controllare, vedi chi c'è lì. No, lì. Fatti controllare, stai fermo. Ma non è mo. Collega, non c'ha niente. Difendi. Oh, e basta questa cosa, arrivi. Oh! A coccia! Ho tenuto una boffa all'ospedale. Collega, ma non si è capito niente. E perché tu non va a boffa ne capisce niente. Comunque stiamo perdendo tempo, documenti. Io non ho parole. Forza, Ma documenti. veramente voi continuate qui a venire. Cioè, dovreste conoscerci ormai. Antonino Matranga, nato a Palermo, 1,90 m. Certo, la natura ti ha dato una mano. Certo. Emanuele Minafò. 1,55 m. Ha detto che la natura ti ha detto un pugnontino. Complimenti veramente. Comunque ragazzi, facciamo un controllo più approfondito in centrale. Ok. Centrale, mi controlli Antonino Matranga ed Emanuele Minafò. Io sono. Sì. Come? Chi è? Dicono che sono 2 ragazzi in gamba. Ma possiedo. Perché hai detto ci serrà. È incredibile, ragazzi. Come faremo a far diventare questo programma elegante? Ma che ne so. Qua ci vuole un miracolo soltanto. Ma sempre a me hai mo. Io lo Perché io lo dico, ma sempito. Ma era un modo per... La verità, sai qual è? Qual è? Non c'è più rispetto. Non c'è più rispetto. Perché è sempre così nervoso, signore? Perché? E batte. Vedi che... Perché me ne succede un al giorno. Tipo? Te ne racconto uno. Vada. Per esempio questa settimana mi volevo fare una partita di calcetto. Allora ho chiamato mio cugino, quello di Milano, per affittare il campo. Chi è suo cugino di Milano? San Siro. Il problema, sai qual è stato? Che siamo arrivati là e c'erano tutte palloni di cuoio. E onestamente io senza Skype mi sono perso. Quindi ho dovuto chiamare l'altro mio cugino per farmi pittare un pallone. E chi è questo cugino che le porta un pallone migliore? Super Santos! Eravamo lì per iniziare la partita, l'arbitro ci chiama a centrocampo e dice dobbiamo stabilire chi calcerà il calcio d'inizio. Metà lì e mi fa Tesso Croce. A me! C'è tale un neghio carecchio. La verità sai qual è?
Non c'è più il rispetto. Ci vuole un po' di musica! E allora facciamo entrare il nostro amico rapper Cos'è? Yeah! E bregaton! No! Bregaton, segheton! No! Tutti insieme con la voce! Bregaton! No! Perché ha fatto così stavolta? Picchialo il suo bregaton! È scappato. Picchialo il suo mantello, picchia! Che cos'è il suo diciottema? Però... Ora tu stira, mamma, però tu non surare, eh? Grazie. Sei veramente, mi fai schifo quando vedi. Allora, grande, ha avuto un successo incredibile. Yeah. Mi ha parlato Minafò, un tour in tutto il mondo. Un tour in tutto il mondo, abbiamo fatto Baucina, Ficarazzi, Mondello. Un tour incredibile in tutto il mondo. Ok. E poi volevo fare un saluto, volevo salutare tutti gli amici del ghetto. Sì, Bella zii. Ma ho saputo anche una cosa, ho saputo che praticamente non ti chiama più nessuno al telefono perché vieni dal ghetto. No, perché ho telefono ghetto voce. No, allora. Questo muore perché... Bregaton. Ogni volta lo faccio, non fingo per niente. No, si sente a casa quando finisce la puntata. comunque mi sto specializzando in una danza. Sì, perché il nostro rapper Akiz ha imparato anche a ballare e ci spiegherà un passo. Questa sera lo impariamo tutti insieme. DJ Isaac Cotolietta. Break it down, vai con le mani su, break it down. Break it, occhio al passo. Che passo è? Un passeggino. Vedi che è bello come sarà, però track e poi Angelo ma oh. Bello. Ma poi con questo col movimento. Sì, ti parla Celentano, non è che dai. Sono un maroro. Amma, come ci guarda amma che ploff. Perché ploff? Che sono un figlio caca. Ma veramente, la possiamo evitare questa cosa? Facciamo qualcosa di più carino, ce l'abbiamo. Ma veramente io ti volevo dire che mi sono evoluto ancora di più. Non sono né un catimunnizza, non sarò più un fichi cacata. Ok, anche perché comincia a venire gente di un certo livello. Sì, questa sera infatti c'è un'evoluzione di un certo livello. Guardate qual è la mia evoluzione. Vediamo. Cos'è? Sogno una gaetta igienica, sogno! Una gaetta igienica, compra dei bigliettini da visita, se avete bisogno di qualche cosa a disposizione. Ma guarda, lei non può venire ogni volta, una volta la carta igienica, una volta un fichi cagato, una volta... Cioè, non è intanto tu quando parli con me ci sono a tuo mosso, vabbè. Non cominciamo con le cose. Facciamo un po' di freestyle. Sì, facciamo un po' di freestyle. Rima, dai. Facciamo una rima, visto che sto morendo un po' dalla sete. Facciamo una rima con bere. Bere. Va bene, se il maestro prega Dio, con il Signore ne aiuta a fare partire la base. Ok. Oh, sbagliato! A base da me se no c'è te. Oh! UCD, grazie, a quanto te dà? Non ti preoccupare, un signore tu paga. Grande, a mezza parola. Vai con la base! Vai su! Tutti insieme! Pronti a battere mai al ritmo di musica! Occhio alla rima con bere! Gina, figlia di Pina, fa la modella ed è molto carina. Dopo che ci sentivamo a tutte le ore, si è messo con un vecchio che va a fare i sorore. No, veramente stavolta non riesco a capire la rima con bere. E picchiamo il ghiaccio, non sapevi venire poi. Non lo so, ammazza bello bluff. I biglietti della visita, avete bisogno di qualche cosa a disposizione? Abbiamo parlato di evoluzione. Facciamo qualche rima sul sociale, facciamo qualcosa che abbia a che fare. Possiamo fare una rima con temi che trattano il sociale. Cioè giovanotti, capisci? Temi che trattano il sociale. Oh, ma c'è caduto travaglio di ma che c'entri tu con giovanotti? Anni di carriera. Comunque, ritorniamo ai temi del sociale. Questa sera, visto che c'è tanta povertà nel mondo, io vorrei parlare di ricchezza. Bello. Quindi farò una rima con ricchezza. DJ, vai con la base. Pronti ancora una volta con le mani su. Trema tutto il teatro.
Pronti a battere al ritmo di musica? Occhio, arriva con ricchezza. Con la mia ragazza sono andato in concessionaria e l'ho regalato una bella utilitaria. Dallo scivolo piccomani scio, qui c'è prima la coiba e arriccioggio. E la rima con ricchezza? Che potete stare ricchezza. Sei un tascio, è questo il tuo problema. Grazie, altrettanto. Sei un tascio, veramente. Io ascolto la musica vera, Tony. Ma questa è la musica vera. Vabbè, la musica vera è quella neomelodica. Dai, quella che piace a ma me. puoi ascoltarti ancora sti cantanti? Ma tu non hai capito? Daniele Di Martino. Ma perché chi c'è? Tra l'altro ora mi sono evoluto. Non ascolto più quella napoletana. Ascolto canzoni neomelodiche catanese. Cos'è? Cioè lo schifo dello schifo. Tu non ti preoccupare, è il mio mito, ora te lo faccio entrare. Questo riempie i palazzetti, signore e signori, direttamente da Catania, Salvo Zurdo! Ma chi è sto tascio? Ma che schifo! Che ma mito! Buonasera a tutte le fan. Ma chi non ne ha fan qua? Intanto volevo dire subito che non potrò fare foto. E per quale motivo? Sognolate tanto. Oh, ci sono questa gente. Tu guardi, Ma che guardi tu? Amore mio, ti ho già vista da qualche parte. Ma che visto? Solo che avevi studiato di ste canoscene. Aspetta, giri, ti vedremo? Ah, tu sì. Hai capito? Ma che questa è arte catanese! Chi stai canni cavallo? Allora! Egalo. Allora, no, cortesemente, allora, di che cosa si tratta? Vediamo qual è la canzone che ci canta. Questa sera vi farò ascoltare un brano scritto apposta per me. Ma si scrive le canzoni da solo. Perché in amore, come dice il detto, Come dice il detto? non vince chi resta, Ecco. vince chi fugge. Ma chi l'ha detto? Maratavillo! Era il contrario. Lo posso presentare come si presentano i nomelodici in piazza? Presenta. Allora, ringraziamo la carnezzeria da Pino. Gli hamburger sono in offerta e grazie Gigino che ci ha fatto trovare il posto. Grazie Gigino. Ma che Con Mi so fatto una panda canta Salvo Zurdo. Ho fatto una Ma che problemi ha? Mi son fatto una panda, una macchina e mezza, a metà strada si è spenta. Vabbè dai, non ti preoccupare. L'accendevo ogni istante, sempre continuamente, ma non batteva più niente. Non ti preoccupare, scendiamo io. Ma non mi sono accorto che ero un I6, la polizia a posti blocca, d'orari a giuai. Mi dispiace papanda, che io a pannunai, ma appena visteva dia come scappai. Ehi! Ma di che stiamo parlando? Il mio mito, Salvo Zurdo. Grazie maestro, grazie per essere venuto qui. Grazie mille, grazie. Del cuore, Catania. Grazie Tony per avermi fatto arrivare a questo punto della mia carriera. Veramente? Non lo potevo aspettare mai, il mio mito, il mio mito. Va bene, è meglio che ci trasferiamo nel messinese con una monologhista, Antonella Mollica! Buonasera! Ma che soddisfazioni! Dovete sapere che a Messina il biglietto del traghetto per andare a Reggio Calabria costa 75 euro andata e ritorno. E allora io mi ho fatto un biglietto da Ryanair che con 5 euro vai a Roma e scendo a Reggio Calabria. Che soddisfazione! Ma poi Messina è un paese con la mentalità aperta. Per esempio hanno aperto un nuovo sexy shop e siccome io sono molto curiosa ci voglio dire, appena sono arrivata davanti alla porta bisognava suonare il campanello. Pompin! Mi ha aperto un giovanotto e mi ha consigliato di comprare un bambolotto gonfiabile. E così giusto pareva vero. Ci si scusa, ma sto coso parla? Dice no. Ma prende l'iniziativa e dice no. Ma almeno si muove, dice no. Mizzica come a chiedere che vengono con me. Che soddisfazione, sì. Messina è anche una città
che abbraccia le nuove filosofie, soprattutto quelle culinarie. Per esempio, domenica scorsa vino a mangiare a me casa, a me cucina. Dice, io tante cose non le mangio perché sono vegana. Dice, ma mamma, che vuole dire? Ci disse niente, mamma, prima si mangiava la salsiccia e ora si mangia il ciociolo. Che soddisfazione! Riceviano a onora caspiato. Io non so quale velo di due devo indossare. Questo velo a mia pare la moaità. Senti a tutto capare un vecchino dalle parrò. Ogni volta mi fa fare farina. Ci sta pare la dina. Fanculo, sei senza rotazione. Stasera che son ci torni paro a ma stazione. A stazione ce l'ho in metto pace. Ci stazione per vestire sa così, ma che mi piace. Stazione, grazie! Anni e anni di teatro per chiudere in questa maniera, ragazzi. Va bene, vabbè, fai una battuta che non sia volgare, una. C'è gente. Allora, bambini, andate a letto intanto. No, questa la possiamo ascoltare. Ok, vediamo. Allora, un bambino cinese dice alla mamma: mamma, ma perché noi cinesi siamo tutti uguali? E la mamma: ma perché non sogno tomato? Chi si è battute su? Veramente. Chi si è battuto? Mi stava incominciando a piacere sta ma la registri tu stesso. Io non lo sopporto, signor Matranga. Non lo sopporto e non lo faccio buttare più fuori da me stesso perché Non mi sono l'ha mai stancato. buttato fuori lei. Solo la prima edizione con Vento Cabaret. La prima edizione lo buttavo poi bicchiere più leggero. Si fece piccolo e mangiò, capisci? Ti faccio buttare a una alla tua taglia. Vediamo. Ciao, sei figlio mio, ciao! Ti ecco fuori! Secondo me puoi stare! Perché... Non è lui! Lo capivo! Ma perché non lo capisci? Lo capivo! Ma quella c'era qualcosa parte. che... fuori lui. Ah, così! Ecco fuori con gentilezza, va bene? Che è un mafino! Oh, ne va. La prego gentilmente, raggiunga l'uscita, altrimenti sarò costretto a utilizzare le maniere forti e te non pico! Mio figlio! Geniale, geniale. Geniale, bello. diventando- Poi ha questo tatuaggio di una mano, non si è mai visto. Un tatuaggio in testa Sta di una mano. diventando l'orgoglio di suo padre. Tu sei l'orgoglio della famiglia Sei Lotigno. pronto? Come la famiglia? La famiglia Lotigno. Dai, non ci chiamiamo così! Voglio dire che questo sarà un grande buttafuori. Come secondo suo me. padre, un grandissimo buttafuori. Ma glielo deve levare dalla testa, sto A casa discorso! sua, suo padre desidera che lei diventa un Papà buttafuori. lo desidera, la mamma non vuole! Comanda in una famiglia siciliana il padre. Bravo. Fa passola! Tu non hai capito niente, che a casa non comanda tua madre, a casa comando io. Bastava dire comando io. Allora, ecco il motivo per cui i bambini non devono guardare Sicilia Cabaret, perché anche quando noi non diciamo niente di volgare, quando sono uniti loro tre, cosa sembrano? Avete visto? Volgarissimi. Però dalla sua posizione si capisce Vabbè, non chiaramente... c'è bisogno che lei continui, non lo capisco. Dalla È sua gente posizione intelligente. si capisce chiaramente che comanda sua moglie. No, signor Matranga. Famiglia siciliana, comando io. E infatti questo fine settimana ci rilassiamo perché siamo troppo stressati. Ce ne andiamo al centro benessere. Centro benessere. Sì, così mi faccio un bel massaggio sguazzo! Cosa? Squizzo! Che è? Schwespo! Eh? Ma faccio la sauna, va bene! No, ci infiliamo subito nel bagno turco. E perché? Così ti si fanno un bagno e mi faccio un turco. Ma sua moglie è insoddisfatta! Dico, sia la sua... Ma lei ha dato buono! Ma anche quella vera,
Questa la tagliamo. La moglie è la mia segretaria, quindi meglio di me non lo La so. tagliamo, riprendiamo. Ma lei la te la qua. Tagliala perché le scanno tutto, capito? Appena metti sta cosa là te scanno. Fa brucio locale, Ma perché la verità non la devono sapere? Vabbè. E allora chi comanda in questa famiglia? A casa comando io! Cocomanna a casa. No, Cocomanna a casa. Ma cos'è la pubblicità contro lo shampoo, ragazzi? Non c'è un pelo in tutta... in ogni... Allora, chi è questo? E sono piccerino Nico! Il nostro secondogenito. Fratellino! Signor Mazzanga a danno c'è fu. Perché? Stamattina ero all'asilo. Arrivato a un certo punto mi venne una fame. Non avevo niente da mangiare. E che hai fatto? Non mangiavo un botello. Ora c'è un problema. Che problema c'è? A di stare in bagno tutto lui. Mamma, va la vai bagnerà a scuola. Ma la vai bagnerà a scuola! Oh, ma la vai bagnerà a scuola. Io? Ma che ne faccio un sei tu? Ma che stiamo scherzando? Oh! L'eleganza. Io come fa? Ditemi un modo per portare l'eleganza su questo palco. Quale? Casugno! No, lei... Gliela trovo io, Lei la l'eleganza, signor conosco, di Mazzanga. elegante non ha nulla da propormi. Io no, ma lui sì. Vi ho portato Piero Denze! Figa la banda! Che te la pongo, che te la pongo. Che te la pongo, ya. C'è così tanto da ridere a questa... Poesia! Lo sente, signor Mazzanga? Ma Monica, ti vedo un po' triste. Su, cavita è bella. Cosa ridete? Ma cosa c'è? Una cosa volgarissima. Bambini, tappate le orecchie ai bambini. Veramente questa è una persona da denunciare, nient'altro. Noi facciamo di tutto! Feste festino e magari un litimino. Siamo Piero Denze! Lei è un delinquente. Ondulatorio, sussultorio. Ondulatorio, sussultorio. Lei è un delinquente. Lei è lo schifo fatto uomo. Lo veramente. schifo, ma dice a me lo schifo. Io che ci sa chi? Che è? Ma se manco sa parlare. No, mi dica. Lei non vuole il trash, non lo vuole? Lei è un non voglio lo e schifo. lui non vuole il trash. Da lei cerca. Ah, però lì nella sacchetta si sente mensa bombola senza gas. Cioè, neanche la gente stavolta ha capito come ha visto. Allora lei adesso se ne va nei ristoranti di classe a mangiare la nouvelle cuisine. Certo. Abituato, c'era tu scuidessi quando tu su cavolo lo chiamava la carbonara. Schifo, ma ti chiamo così a battete le carbonara. Ondulatorio sussultorio. Ondulatorio sussultorio. Chi è questo? Questo qua è un istruttore di danza del mentre. Cioè? Mentre io ballo la volta se ne fottano. Cioè, la gente sta sbellicando. Mi ascolti, lei deve fare una cosa, eviti di venire in questo programma. Qui non si fa niente che abbia a che fare col suo tipo di arte. capito? C'è un cambiamento, diglielo. Web star. Lei è una web star a 50 anni. Ma quello non ha capito, questo racconta le notizie cantando. È fortissimo. Notizie trash. Perché questo continua ad esporre la sua disapprovazione nei miei confronti. Quindi rimango trattenuto nel espletare l'incremento della mia arte canora ed autoriale. Non ha detto niente, ragazzi. Non ha detto niente. In italiano non significa nulla. Ma con non si chi pavesine te oggi. Non no, lei non ha idea neanche di quello che ha detto. Silenzio, saccio neanche del fatto mio. pezzo. Zitto, allora, saccio fatto mio. Allora, signori, cominciamo con la coreografia e tutti appresso a me. Si dice tutti dietro me. A te ti piace la serratura? La serratura che vuoi dire? Anzi, ti piace la manicchia? Ma mi sta facendo confondere. Veramente, se lei non ce l'ha il pezzo, non ci venga su questo palco. Ce l'ho, ma è cosciuto contrario. Cioè, veramente, una figura di merda colossale.
Mi piace Speravo con 7 minutaggi. No, la lasciamo così questa. vai. La lasciamo così, allora io posso cominciare con la coreografia. Cominciamo con la E ho coreografia. scritto una canzone dedicata a È lei. l'ultimo suo pezzo della sua vita, dai. Allora, lo fa apposta. Allora lei poncela. Veramente? Lei poncia. Allora cominciamo con la coreografia. Manco sa le sue battute. Scritta per Tony Matranga che si sente un bello picciotto e ultimamente vuole fare un calendario. Vuole fare un Ma calendario, perché un vuole tammucci. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. I tempi sono 8. Mi se sono ororici però. E allora signori, Signori, questo pezzo non lo vedrete mai in televisione. va. musica maestro! Eccoci quanto salario e volesse fare un calendario. Quando te vedevo mi stifiavo, portare sai quanto salario. Bravo Piero Dance! Senta signor È bravo, è bravo. Lo mettiamo così sto pezzo. Vai. Ballerino di Tangle. La sentite? Ma due coglioni sono questi, oh. Non sanno un cazzo. Cioè, ma che siete venuti a fare? Una mustoriata. Ci vuole la marcia sul segno. Ma che pezzo, non c'è niente. Dai, concludi. Lei le fa fumare, Dai, signore. concludi, dai. Ballerino di tango, valzer e soprattutto cia cia cia. Ciao, ciao, ciao. No, lo metto così. Lo metto così questo pezzo, cioè veramente lo schifo più incredibile. A proposito di schifo. Sezze, come fane? Che purtroppo in la famiglia non la decidi tu. No. Questo è mio nipote Lello. Troppo bello. Non sa Amore, fammi parlare fare completamente. Io parlo già saporito, non si capisce. Fammi fare questo programma, fammi fare questo programma, l'unico un po' programma sono io. Sembri di Al-Qaeda, veramente Amore. te ne devi andare, te ne devi andare. Oh, non mi tocca. Non mi toccare. Ah, se no come man. Cioè, tu mi scanti te. Amore, sì, tu mi fa fare un programma, mi italiano femminile, detto aumenta l'audience. Cioè, perché le ragazze, perché le ragazze si sintonizzano per racconto te. che allora, io me ne ho messo un amo e stava facendo un sacco di cose Cosa ti tutti. sei messo? No, no, No? Voilà, usati, usse. Ute tu. I te gigrisse. Una macchina. Non nama, perché è smite. Capito? Non ne chiede canica. E c'era chi che dirige il traffico, no? Come si chiama? Vigile! Vigilessa. No, vigile perché era mascolo. Io sono sbagliato io. Ma perché l'accento sulla chissà? No, Vabbè. vigile, con la L. Ah, Perché vigile. la L. Ok. Sarà che vigile. Vigile. Ma in giro ha visto macchine con Python. Che cosa significa? I femminili. Ah, voi lo sapete. Sono pure io. Un modo di dire non so per dire i femminili. Perché le chiami macchine che non portano? Perché i femmini hanno molto da girare, capito? Una cosa non so. Poi passò una ragazza e mi sistemavo tutto. Perché Come qua? Come sei quando ti sistemi a parte il cartello con... mi metto a dritta. Cioè? Perché la posizione, perché ti spiego, chi sta a posizione a punto interrogativo Certo. e chi sta a posizione a punto esclamativo. Cioè? A così ci metto il dubbio e a così ci unisco la sicurezza. Capito? Una cosa matematica. Fa ridere questa cosa. E l'ho chiamata in modo... Com'è? Oh! Non è modo di chiamare le ragazze. Giusto. Giorgio! Si chiama Giovanna, spero. No, Giorgia. Giorgio proprio... È il modo di dire tutte le Gioiola, ragazze. cioè, Le ragazze vengono pure. Vengo perché poi ti dico la poesia d'amore. Ah, sentiamo la poesia d'amore. Quella che già è la proprio la potrebbe essere- conquista. Potresti sistemare le cose, dai. Sì, allora, guardami negli occhi. Guardami negli occhi. Ciò che senti dimmi. Bello. Che mentre stai parlando, Sì. io ti talimin. Ti saluto, Sezze! Tanga sì, un cato. L'unica cosa bella di sto pezzo è la canzone. Vabbè, ci trasferiamo a Catania. Nel palazzo più famoso di Catania, con la portinaia più famosa di Catania, Agata, la portinaia! Ma se non lo sai fare, vai dritto, mi aspetti lì. Che è? Che ha un tic? No, io hai una tic-tac, non dopo tu su Diana. Dai, che schifo. E non stai potendo parare. Aspetta una squaglia. Che schifo, dai. Scusi. Che? Ma lei a chi cerca? Nessuno, sono Minafò. Ah, non è quello che c'è il negozio Sky che abita a sesto piano? No, perché? Perché Eric cavarono due parabole.
Da sempre ce li ha Sì, così, sì. sono proprio i capelli. Sono troppo nervosa. Perché? Perché devo fare tutte cose io. Mio marito non mi aiuta per niente, anzi ora ha deciso che se ne deve andare in palestra perché ha bisogno dei suoi spazi. È giusto. Vabbè, se lei glielo dice così, lo stressa. Le Sì, cose. lui mi dice così che lo stresso, però... Le dice che la strezza, Sì, però me lo dice con parole diverse. Quali sono le parole che usa? Mi sta scassando la minchia! Così mi No, dice. va bene, va bene. Sì. È un Chiaro, dolce linguaggio familiare, Sì, però non bisogna. Scusi, Chi è? ma lei a chi cerca? Sono Matranga. Non è il figlio del sarto, quello del quinto piano? Perché dovrebbe essere il figlio del sarto? Perché pare un manichino. Comunque me ne sto andando che ora Ma io me ne vado a casa e mi siedo nel letto e mi guardo Mistero. Il programma, Ma mistero. non lo fanno più, mistero. Ma che capiste, bestia? Io mi siedo in letto, io lì a mio marito, io dico, ma perché mo maratai? Mistero! Agata! Vai. La famosissima Agata ormai a Catania è diventata importante. Catania che sta avendo un grande successo, Sì. noi invece qui abbiamo solo Scarafaggi e non... Ma io non sono Scarafaggi. Questo è meglio. Mi fa meno schifo questo. Mamma mia ragazzi, lasciamoli fra di loro. Ne hai visto un si broccola nella mia vita? Ma non come te! Aia! Me ne rovesciare! Ricontinua. Mamma mia. La cosa bella è proprio la faccia, è uguale, non poteva scegliere... Scusate l'intrusione, Figuri. camminavo marciapiedi, Sì. che sono stato accucciato in uno dei tanti stracci della vicina, Sì. e passando da qua ho detto Zaso! Oh un zaso! Zaso! Oh un zaso! E zasivo! Come sempre. E quando zasivo mi sono sentito come a casa della vicina. Cioè? Tale cannavazze che ci so. Madonna mia ragazzi. Signora, io mi scanti farà finire suo marito. E lo sa perché? Perché? È tutto scafazzato. Minchia che Dai! Aia! No! Una Basil! Ragazzi! Una biochedasi per lo Scarafaggio! No. Io che ci scavacchiero notte se la passano male fra tutti i L'unico momento sociale di Sicilia Cabaret lo fa uno Scarafaggio. Perché al nord quando i cani fanno la cacca nei marciapiedi i padroni la raccolgono senza che nessuno le dice niente. Giusto. Che vergogna! Come vergogna? Questa è Che si civiltà. fa così? Si fa A così. Palermo siamo fortunati. Cosa c'è di fortunato? Sì, perché se qualcuno per sbaglio ci dice oh padroni cogliere la cacca rosso cane se verrà a rispondere perché tu mi fai seccare e peccare i marciapiedi non sono due come se l'avvo ci fosse pure un cacato cacato No. Biochedasi! aia mi viene il nome Ce l'abbiamo fatta. Calma. Mamma mia. Tre si divertono. Signora, stia tranquilla. Questa signora sta pensando... No. Tipico degli Scarafaggi, non fanno... Questa signora sta pensando veramente cosa ci fa un essere così vomitevole, veramente ripugnante, disgustoso sul palco di Sicilia Cabaret. infatti ma domando pure io che ci fai sopra palco? Pare uno simbolo ha pettato di fulmicolo! No, da questa parte, davanti a questo. Aia! Mi vieni rovesciato! Tu sei un pezzo di me, sei un pezzo di... Ma andiamo avanti, dai, andiamo bene. Il commesso Pizzo è desiderato a reparto Il commesso Pizzo! Ormai lo sapete tutti, lui lavora in un centro commerciale, si scrive tutto quello che dice la gente. Tutte cose mi scrivo. Ce lo vediamo un po'. Oggi una Sentiamo. sola perché sogno troppo il sangue. Vai, una Sente secca, qua. vai. Primo cliente della giornata, negozio appena aperto. Sì. Buonasera! È un negozio da pesci in Comonoto, vabbè? Me leva una curiosità. Io c'ho il
TV, quello a Bombay. Come? Cioè, va, quello con la gobba. Diciamo noi alzi quello a cascettone, a uso di quello all'antica, per capirci. Che praticamente con la tecnologia quella dei TV che ci sono oggi non si ci vede niente. E niente, se lo schermo quindi c'ha le bricioline a tipo neve. Ma che ha detto? E niente, e questo è quindi se a tipo io vorrei vedere il TV, voi ce lo mettete dentro il discorso dell'extraterrestre. Picciò, l'extraterrestre. E ti, telefono e c'è a casa e sei scemonita. Ma che bonini! Ricordiamo che lavorano bene in un centro commerciale e che l'80% delle cose sono vere, tranne l'agenda, che non è vera, è un disegnato. Che è? Oh! Raga! Oh, compa! Oh! Ma dove sei stato? Qua la festa è troppo bella! Compare, lo so, ho trovato un pezzo di formaggio e gli ho staccato la scoccia. Che io per quanto mi si per il nuovo tavolino uno mi sceppò lo gnocchiriante. Nelle feste da ubriachi capita questo e altro. Capita di incontrare bella gente, capita di incontrare zombie. E noi ne abbiamo 4 che salgono sul palco dopo tanto tempo. Loro sono i 4 Gusti! Non ci vogliono! Siamo i zombie e siamo qui per protestare per i nostri diritti. Siamo stanchi di parlare per essere accettati. Siamo stanchi di parlare per essere accettati. Siamo stanchi di parlare per essere accettati. Siamo stanchi sempre di dire queste cose. Non si può fare sta vita. Che digerisse? Si Tu che ci eviti, tu che ci disprezzi. Tu che hai su vecchia mia. Capocca la saracenista. E pure con telecomando. Picchiatura sotto un polone. Non farà così, c'è morire, non voglio morire, mi sento sconcittato. E anche non ti dato lo specchio. Sei ben tutto. Morto sono. Voi ci costringete a dormire in mezzo alla strada e per ora la sera c'è freddo. Sì, io per riscaldarmi l'altra sera ho acceso una capanna. Bravo. Io per riscaldarmi ho acceso un capannone. Spadozza. E tu? Ma chi te dire che mi mancano i prezzi e manco mi posso addomare la segaria? Bella chissà, compà! Andiamo ogni tanto, fatelo una Oh, ma mi state picchiando poco! Oggi ci mangiamo carne prelibata di qualità. Oggi ci mangiamo Berlusconi, Prodi e Bossi. No, non è possibile. E perché? Picchio che ne scaruto non ne mangio. Allora qua di fronte ho visto una polleria. Ora ne mangiamo proprietario. Io ci scippo una coscia e me la mangio. Io gli scippo l'altra coscia e me la mangio. Io gli scippo la testa, le braccia e mi mangio pure l'addome. E un piatto? No, petto un chiom. Oh, ma così vi siete mangiati tutti e io? Tutto poi lo assa. Non si può fare sta vita. Noi ce ne andremo ma torneremo e combatteremo l'onda dell'ignoranza e ci salveremo tenendoci tutti per mano. Allora io sogno a Perfetto, è arrivato il momento dei nostri ospiti musicali, Shakalab.
è un collettivo siciliano formato da 4 cantanti veterani della scena reggae hip hop dell'isola, Giamento, Lorre, BR1 e Marco Lizzo. Hanno all'attivo 2 album e stanno lavorando al terzo. Nel frattempo si preparano per il tour europeo in città come Berlino, Dublino e Londra. Questa sera si esibiranno accompagnati in console da DJ Ignazio Gullo e ci faranno ascoltare la Family. Signore e signori, Shakalab. Yeah. Buonasera a tutti. Ciao Picciotti. Tutti quelli che seguono Sicilia Cabaret anche fuori dalla Sicilia. La Family vi aspetta qui, sì. Amore. C'è la family che aspetta, sto tornando a casa infatti ho una certa fretta. Già non vedo l'ora, parto tra una mezz'oretta. Già mi sento in palla la la la. C'è la family che aspetta, sto tornando a casa infatti ho una certa fretta. Ma facci sapere oppure con la bicicletta. Già mi sento in palla la la la. Sole portami nella mia terra, gli amici aspettano l'estate, torna un mare calmo di un colore intenso, come il pastello di chi l'ha dipinto. Case bianche e le persiane che si affacciano al cielo, sento l'aria che profuma e non mi sembra vero. E sono qua, generosa terra, sono qua. E malamernata, taglio lo sole, aspetto la strada che mi separa dell'acqua salata, mentre lo sciavolo di terra bagnata. Ora, invece mani a me manca l'usciato, mi ferri alla testa, mi sento ubriaco, torno in tela su giù, manca ammazzato, e che tu che mi rasto me l'ha scordato. C'è la family che aspetta, sto tornando a casa infatti ho una certa fretta. Già non vedo l'ora, parto tra una mezz'oretta. Già mi sento in palla la la la. C'è la family che aspetta, sto tornando a casa infatti ho una certa fretta. Ma facci sapere oppure con la bicicletta. Già mi sento in palla la la la. Già mi sento in palla la la la. Già mi sento in palla la la la. Yeah. Grazie mille Picciotti. Grazie Picciotti. Right. Amore. I Shakalab uniti per un progetto bellissimo. Sì, ma sono scappato, dove sono andato? Eccoli qua. Allora, dai, diciamo Queste l'iniziativa. cartoline, l'ha disegnata una ragazza che si chiama Barbara. Niente, ci sono le nostre facce a forma di fico d'India, niente di bellissimo, insomma, come facce, come disegno è molto bello. Vendiamo queste cartoline a €1, un prezzo simbolico che Quanto? No, è venuto, scusa, non volevo. ha messo €2. Non volevo dare. Qua, guarda. €2. Mettiamo qua in diretta. Ok. Cartolina per te. Cartolina per me. Dietro la cartolina comunque c'è un IBAN. Sì. Per la gente più generosa e facoltosa. Può fare una donazione a questa associazione. Serve per costruire pozzi d'acqua potabile in Burkina Faso. Costruiranno il 6º pozzo d'acqua potabile, lo chiameranno Shakalab, per noi è un onore. E quindi raccogliamo questi euro in cambio di questa cartolina per questa buona causa. Salutiamo il nostro amico Adriano Nuzzo che si occupa di questa faccenda, e il sito è www.weafrica.org. È una persona gigantesca, buonissima, ed è una cosa veramente grande quella che fa. Grazie mille. Grazie ai Shakalab, Sonia, Jessica, Annalisa, Alessia. Lei si chiama? Natascia. Piacere, Tony. Piacere, Antonella. Ma si chiama Antonella o Natascia? Sono Antonella, una Tascia. Ok. Era. Ok. Come devono fare queste ragazze che ci guardano da tutta la Sicilia e anche dalla Calabria per partecipare alle selezioni di Miss Mondo? Jessica. Intanto, Tony, vorrei dire giusto 2 parole. Miss Mondo Italia è il concorso più importante al mondo. Figurati che terzo evento mediatico dopo i mondiali di calcio e le Olimpiadi. E Sicilia Cabaret. Esattamente. Miss World è seguito da 2 miliardi di persone. Oltre a questo, le ragazze devono avere un'età compresa dai 16 ai 26 anni e per poter partecipare possono tranquillamente iscriversi al sito online Miss Mondo Italia o direttamente rivolgersi all'agenzia Delfino Blu. Ok, va bene, facciamo un applauso a tutti coloro che partecipano. Dimmi. Avesse una poca cosa di fare. Va bene, grazie, salutiamo le ragazze che girano. E mi chiedo a questo punto, stranissimo, ma non c'era Mina Fo. Dov'era Mina Fo? Chissà. Se sono andate?
I modelli mi stanno assecotando. Va bene, cambiamo musica. Ti ho portato un rocker. Signore e signori, un grosso applauso per The Zen. Yeah! Rock and roll music! Blocca! Minchia, me gerosso, mo. Va! 85 anni, Dai, c'ha dai. ancora che fa sto mestiere. Ciao Palermo! Ciao! Siete caldi? Sì! Caldi? Sì! Allora pigliatevi la nata che per una cacurru virus! The Zen, ci parli un po' di lei, dai, forza. Io sono The Zen! Sei. 30 anni di rock and roll! Bravo! E 5 anni domiciliari! Rock and roll curiosa! Rock and roll curiosa! Sono mesi che... Oh! Minchia, paitio l'NAD! Si calma, è grande, è ormai anziano per fare queste cose. A proposito di disco... Io a casa c'ho 4 dischi! Che ce ne fotte? Dischi di platino? No! Dischi d'oro? No! E che dischi sono? Frena a disco! Buonanotte Palermo! Rock and roll curiosa! Ma signori, parliamo un po' di... Fatto Un andare po' rock di and roll. Spagna. Certo. Riuscirà il nostro Alejandro a conquistare Juliana. E stavolta Se non ce la fai stavolta, ci riesco. ci penso io. Ci provo. Vai, ma che ce la puoi fare? Madre mia quanto sei bella, Romantica. anche se sei piccolina, te lo dico chiaramente, ti mangia sta fragolina. Ma è un dono, è un frutto ma della ma lì, è il ma frutto si della mano. capisce che cosa allude, ma non è E come possibile. posso fare? Io ci provo da una vita, non c'è So, sta. regalagli il mare, sii romantico. Faccio una poesia. Vai, bravo, Ci bravo. provo, ci provo. Ci provo non è spagnolo, vabbè. Giuliana! Dime! Paratico, Pratico. io ruberei l'ignoto. Bravo. Paratico, io ruberei il mare. Bravo. Con la speranza, dai meno mi fa toccare. Almeno Tonis. No, Scicchigno, è un'altra cosa. Chi dice Scicchigno, quello ci... Non mi dai la sicurezza. Non gli dai sicurezza. Con te non ci voglio stare. Con te non ci vuole stare. Infatti esco con Manolo. Dove te a ciavagliare. Ma dai, ma non è giusto. Non le dai sicurezza. Ma non è giusto però, cioè lui ci prova tutte le puntate e tu esci con Manolo, ma perché? Perché Manolo aveva pilla. Ma poi Pila è arrivato fino in Spagna. È proprio spagnolo, siamo noi che li copiamo allora. Ah, ok. Se n'è andato un'altra volta. Questo mondo dei sciacalli. Tanto ci sono abituato. Che fai? Oramai mi fici calli. 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 Ma andiamo avanti con questa che roba che ho. Ah, il twerk. Oh, compa! Oh! Ma di nuovo sei sparito! Qua la festa è troppo bella! Compa, non puoi capire, mi hanno passato una canna incredibile. Pensa che ti lasciavi il retrogusto di finocchietto. Minchia, io ho visto un cretino che si fumava la salsiccia! Niente! Quando sei troppo ubriaco alle feste. Allora, per tutti coloro che si ritrovano alle feste e magari sono un po' troppo ubriachi, l'unico modo per risolvere è mangiare, per asciugare. So che... No, grazie. Amore, so che... Tranquilli. Vuole dire, questa è una cosa seria, vuole dire che nella sua lingua la parola suki significa amore, non c'è niente di volgare. Amore, ti Bravo. Amore, so che... No!
Non lo non devi dire così. così. Tutti cogliete, tutti Spiegato, dito. già spiegato. Benissimo, questo è politico, tipo sushi. Ah, tipo sushi. sushi. Solo che quelli che mangiano sushi, Sì. sushi monete. E quelli che mangiano succhi? Succhi di intelligente. Paline, paline. Questa Non settimana è stato volgare, dai. prepariamo, ti ricordi questa settimana caramelle. Oh, buonissime caramelle al latte. Sì, sì. Ah, le mu. Le mu, sì. Musuki. No! Coglione! Piglione! No! Questo dai. Musuki no, vabbè, però perché te ride? Caramella buona! Perché la caramella nessuna, Suzuki vuol dire un'altra. Tanta domerissimo, posso fare pubblicità? Sì, che non Sì, momento sì, pubblicità. sì. Comprate Achilitudini Suki! Si dice a chili. Achili Suki! Perché? Ma vado a dire. Come faccio io? Stiamo degenerando. Cioè, Vabbè. tu stai aspettando per avere Suki da me, sinceramente, vero? Ti giuro che sei l'ultima persona che spero mi faccia succhi. Ma moriuola! Ma ti permetti? Ma moriuola! Piccaci, Ma Marco. moriuola! È assistente domicili, mio assistente! Ma moriuola! Vedete, non c'è niente da C'è c'è pure il numero, Fai chiamatelo. chiamare! Chiamatelo. Si chiama Marco! Chiama! Che cosa mi stai dicendo? Parolacce pesate! Minafo è stato pesantissimo. Sta qui, chiuso, detto. Tu hai detto, vai ragazzi e porta Suki, teatro ambasciatore da Catania. E Questo io, non è il teatro ambasciatori di Catania. Questo è il teatro convento. Sucate! No! Allora, cosa? Bicchino? No, Bicchino, neanche. niente. Allora vado. Bravo, Zitto, saluta, nessuno sponsor, saluta a tutti. Posso salutare mia azienda? Saluta tua azienda. Ciao Suki! Cavolea! Signore! Fuori. Non è volgare, la parola Suki vuol dire amore. Noi cose volgari su questo palco non ne facciamo salire. Ah, sogno! A parte lui. Troppa malafiore prima. Vai. Stavolta vi ho portato Gianni Lattore! Figlio, Bravo Gianni! Bravo Gianni! Bravo Gianni, grazie assai! poesia! Assai. Buonasera! Buonasera! Oh, che problemi sono fuori te? È bloccatezzo, eh! Lei piace ai bambini perché è un cretino. No, Gianni sono! Se c'è per la scarica di batterie! Io non ti voglio più su questo palco. Come l'altro sei, preciso. Lo stesso gruppo siete. No, sono Gianni! C'è carica batterie! Senta, mi ascolti. Cosa fa lei nella vita? Questo qua è un attore, è fortissimo. Questo qua ha fatto il remake del film Il Postino. E come è andata? Pigliavo pessime pace! Sono andato in pensione e sono andato io! Che c'entra col film? Perché io dovevo... Quando lei non ha una battuta da fare fa questo è il suo gioco di ora. Ma chi ha visto stasera Matranga? Che problema assai! Lo sa. Avrà un problemi li avete voi come gruppo. Secondo me. Allora, ci dimostri qualcosa. Forse non ha capito, questo qua addirittura si è permesso di rifiutare di fare il film Il pianista sull'oceano. E perché? Mi scudevo se vai gente a casa! Non c'era... Saccio Natale. Che c'entra col pianista? Non so se... Bravo Gianni! Bravo Gianni! I miei polli li conosco! Questo è forte! È forte! Che film ha fatto, dai? Adesso sta uscendo il nuovo film, è la continuazione di Mary per sempre. E come si intitola? Gianni per sempre! Poesia! Come funziona il film? Praticamente la gente va al cinema, paga il biglietto, come tutti si i film. siede Sì. e poi siede il film che dice io sono Gianni. Cosa? Durante il film io dico io sono Gianni. Poi? Poi dico pure io sono Gianni. Ogni tanto dico sono Gianni. Sei Gianni sono. Cioè, lo domando pure. Quanto dura il film? 2 ore e mezzo. 2 ore e mezzo così? Io sono... E Molto la gente bello. viene? Assai. Ma chi viene? Vengono Ma chi? e tornano, questi vengono, guardi, forse non ha capito. Di cosa è questo? Le fan di Gianni che scrivono a Gianni per Gianni. Facile. Ma va, si entra a lei. Hanno riso poco. Console. Ce l'ave connuato stasera. Non fa niente, ma come vi piace? Niente fa, 2 o 3 cose. Bravo. Grazie pure. assai, grazie assai. Bravo Gianni!
Il pubblico ha parlato! Poesia! Io sono Io ho queste fan che fa. Ciao. Ciao. Sempre la stessa È la cosa. lettera, Ciao, è la lettera, ormai dovresti saperlo dopo 30 puntate, ok? Mi confondo un attimo. Questo foto lungo. Tu mi piaci tanto e vorrei sentirti. Chiamami al numero, c'è il numero. Sì, C'è il numero. la chiamiamo. Il numero è? 899 335544. Mettimi la voce così mi aiuta pure lei. Ok. Pronto? Ciao, sono Eva. E io sono Gianni. Non c'è bisogno. Sì. Prova con pure tu, prova con lei. Come stai? Spingi. Spingi. Hai capito che vuole dire? Ciao, per finire la benzina e stiamo buttando la macchina. Può essere, no? E mi ha chiamato. Che faccio? Che posso fare? Non lo so, invitala a cena. Mi da cena, dove la porto? In un ristorante di pesce. Pesce. Allora, che fa? Vuoi venire a mangiare fuori stasera? Ti porto al ristorante di pesce? Sì, ci sta. Ci sono qui le mie amiche. Amiche ci sono. Le mie, invita pure loro. Quanti siete? Di più. 2 siete, di più di 2. Quanti siete? 3 siete? Quello non si... 4? Di più, portali in un ristorante di lusso, 5. 5 siete? Di più. E quanto mi va a cuzzare in sta mangiata? Avevi ragione. Te ne compro un caffè, ciao. No, non è possibile. Non hai piccioli. Anche perché lei, diciamo, ormai è un grande impolpettatore. Un poppetta assai, un poppetto, sì. Lei lo sa, ha provato già, E poi c'è il lino. Polpetta, ci faccio vedere a tutti. Anch'io! Intanto... Mi piace assai impolpettare. Lei è Chucky, la bambola assassina. La bambola impolpettatrice. Cioè, quindi le sue fan vorrebbero impolpettare con lei. Tutte che impolpettano sono. E come fa? Se lei ha fatto tutti questi spettacoli, quest'anno come ha fatto? Ha impolpetto durante gli spettacoli. Come fa a impolpettare durante gli spettacoli? Sì. Cioè, bisogna recitare, lei avrà un copione. Che me ne fottete, solo sono Gianni. È semplice. Questa è un'altra lettera, era. Sono a copasso. Chiudi. Bravo Gianni! Più forte, ragazzi! L'ultima volta che vedete i respinti su questo palco. Arrivederci. Sentite. Allora, lo mettiamo alla prova. Mettiamola alla prova. Allora, vediamo se facciamo hanno un film, soldi. Karate Kid, ha presente? Allora, lei è il maestro Miyagi e lui è Daniel San. Ok. Arriva da dietro e dice la famosa frase: metti la cera, togli la cera. Ok. D'accordo? Ce l'abbiamo la musica? Picchialo Gianni! Cioè, dire che karate, no Kama Sutra. Daniel San. No, sono Gianni. Amone Gianni. Leva la cera. Metti la cera. Leva la cera. Metti la cera. Sì, ma mi bruciavo la cannina, però. Bravo Gianni! Un numero 1! Non fanno niente, non studiano più, non scrivono più, sono sempre lì dentro a farsi le canne. Sono fusi come questi 4 e sono loro che lo portano. Il fumo sono i 4 gusti! Pace! Che camorria sempre. Siamo hippie, non possiamo litigare. E poi invece sempre a litigare e a sballarvi, pensate che dobbiamo andare a Rimini. Là è pieno di femmine, quindi dobbiamo parlare italiano, se no non ci capiscono. Ah, ma non è mica colpa mia, è colpa sua, che mi ha rotto il tallone di Achille, Non ti ho rotto il tallone di Achille! Sì che me l'hai rotto! E allora perché piangi? Mica è tuo, è di Achille!
Ma è di Achille! Mica che sognofoso! No, per esempio in italiano si dice sono fatto. Sta di fatto che sognofoso! Ah! Bravo. Grazie. E poi è colpa sua che mi inquieta sempre, è un cretino. Maestro, ogni volta mi insulta, ma lei niente può fare. E che fare? Mi c'è sciarriare. Ma sciarriare. Non possiamo litigare. E poi in italiano si dice non posso concludere una conversazione attaccando briga. Allora scandalo. E perché? Perché in italiano è complicato. Ma no, maestro! Ma non Dai, appena ci andiamo a Rimini ci andiamo in discoteca. Bello! Discoteca, discoteca. Discoteca. Picchiamo male. In discoteca ci vuole la lista. Io mi metto in lista amici così vi faccio dare 2 drink. Allora mi faccio mettere in lista a Capodanno, così mi danno una bella bottiglia di Champagne. Bravo. Io mi metto in lista figli dei fiori così mi faccio fare il privé. Bravo. Maestro, e lei? Io mi metto in lista policlinico. E perché? A cosa mi faccio fare un attacco? Maestro. È un attacco policlinico. Mica che sognofoso. No, si dice sono fatto. Mica che sogno fattofoso. Ragazzi, là per abbordare le ragazze mi raccomando bisogna appoggiarsi. Appoggiare. Allora io mi appoggio la testa al bar così lei mentre parla, io bevo. Bravo. Allora io mi appoggio la testa nella macchinetta del fumo. Male che vada, io fumo. Bravo. Maestro, e lei? Io mi appoggio un palo. La potenza, vuole fare il sexy. No. E che vuole fare? Ma la testa che mi pesa 100 kg. Maestro. Non ho capito. A Rimini ci sono le discoteche di 7 piani. Vero? Ogni piano c'è una musica. Io spero che mettano la mia canzone preferita o Maria Salvador. Allora spero che mettano la mia canzone preferita, quella di Rick Iglesias. Quella che fa sballando, sballando. Io spero che mettano tanti auguri. Ti piacerebbe fare la carrà? No, faccio compleanno. Auguri. Maestro, a lei. Io spero che mettano la marcia funebre. Ma quella è la canzone dei morti. E picchio di paruvino. Maestro. La canzone dei morti di Mano Vivo. Mica chi siamo fosse. Pace! Minchia che sogno fuso. Minchia che sogno fai. Minchia che sogno fuso. Minchia che sogno fuso. Il motorino l'ho preso ora! Ma stiamo scherzando! No. Non vogliamo scherzare! No. L'ho preso per un cretino! No, ma il collo! Ora mi devo mettere il collare! C'è tu questa faccia di cane! Ma allora devo scegliere! Ma che mi scegliere con te? Ma allora mi lavo il roggio! Poi ci mi lavo il roggio! Facciamo una cosa, allora ti puoi tornare a spiaggia e piglia la scopietta, lo sai che faccio? Lo scopo mare. Ma allora devo scegliere vero, allora me levo giù, me levo giù bozze in acqua, si capisce, lente da roddanno. Ma stiamo scherzando? Ma vogliamo scherzare? Ma ho preso per un cretino! Un cretino, dai! Sta sbagliando! Io sto sbagliando, cioè io ho la precedenza e sto sbagliando! Se io sarei quello che sta sbagliando, cosa sto sbagliando? O congiuntivo! Pure un all'italiano mi corregge! Allora ti scannare vero, lo sminchio vero. Lo sminchio vero che l'ho preso ora, il motorino l'ho preso ora, il motorino preso ora, un motorino così. Allora, qual è il problema? Signora, può scendere suo figlio? Scendere una cosa. Lo sai cosa sogno io? Cosa? Ma conosciamo, va. Io sogno un nipote di Ciccio. Ciccio, mai sento. Ciccio, chi doga citofano tutti... Aspetta. Ciccio, chi doga citofano tutti i rumeni chiamati in apresso. Ma Ciccio come? Ciccio testimoni di Geova. Me cugino è Franco, chi doga ci scuola sempre un naso. Ma Franco come? Franco crema gialla. Chi doga comanda è Mezio Giovanni. Zio Giovanni. Chi do pacchione che quando secca a mare spatte l'acqua con mare. Giovanni come? Giovanni Mosè. Raga, Giovanni Mosè è me cugino. Ma sei mezzio? Raga, suo figlio la Peppina! Tu così! Manuele!
Manuelo Malato! Che fosse vero! Oh! Meno male come l'avevo giù. Vabbè, non ti preoccupare, tu stiamo il suo motorino. Mi dispiace, il motorino nuovo, ora come fai? Non ti preoccupare, appena giro l'angolo me ne fottonavo. Ma tu che è mio, Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Che bello, siamo in diretta Facebook! Mamma mia che freddo, siamo in montagna e sono qui con mio nonno! Oh, vedi che ci sono pure io! Non ci interessa, saluta nonno! C'è un po' pazzonete che i baffe, che ci fa? Che apri che c'è? Nonno, sei tu, è una diretta Facebook, così tutti si fanno i fatti nostri. Non si fa, non si fa. Vedi, non ne capisce niente di Facebook, si è fatto solo le cose. Che fa come c'è? No, basta! Non dovete litigare, siete qui per farmi prendere un sacco di like. Papà, ma tu senza una sciarpa, senza niente non stai congelando. Io ci sono abituato alle temperature basse. E perché? Appena vi attomate mi viene un freddo. Papà, mamma ci sta guardando, appena torna a casa. In chiavaisonate. Se fece incocciare, e certo padre che se non si avvicina al camino. E perché? Il signor c'ha figlia di legna. Grande nonno! E tu già sai bruciare, vero? No, basta! Non litigate! Ma sta poco è ata. A te, giovanotto! Non si fa, non si fa. Scusate ragazzi, nonno non sta facendo niente, sta prendendo una cioccolata per riscaldarsi. Ma che è sta cioccolata? Tempi meno ci riscaldavamo con la grappa. Io bevevo grappa al mattino, grappa al pomeriggio e grappa alla sera. E poi? Ma va a grappare a qualcuno sono scoppava in terra. Nonno, scusa, ma come tornavi a casa? Strisciando. Infatti lo chiamavano Cannavazzo. Basta, smettila di dire queste cose al nonno. Oh. Ah, è arrivato un commento, ci chiedono qual è la località sciistica che ci ha segnato di più. La tua, nonno? La mia è Bassano del Grappa, perché quando sono tornato a casa ero più in forma di prima. La mia, quel Margher. Perché quando sei tornato eri più contento di prima. La mia Cervidia. Perché tornassi più con i tipi. Allora vero, solo c'è che ha fatto una cognatava, Basta, non litigate. Ma sta poco è ata. È arrivato un messaggio della mamma. Oh no, è stata rapita dall'abominevole uomo delle nevi e rimarrà con lui tutta la sera. Ma non ha paura, quello è terribile, fa schifo. Come fa a stare con quel mostro? C'è abituata, già sta con tua pace. Mondo è la fine del mondo. Allora Endio è la fine dello stipendio. La settimana scorsa siamo stati ospiti di una radio e durante un'intervista abbiamo ricevuto una domanda a cui non abbiamo saputo rispondere. La domanda era la seguente: com'è possibile che in Sicilia avete molti più dipendenti pubblici dell'intero nord, ma molta meno qualità e quantità legate ai servizi? Non abbiamo saputo rispondere, ma vogliamo farlo da qui, dal nostro programma Sicilia Cabaret, raccontando una storia che secondo me spiega perfettamente come funziona in Sicilia. Allora c'è il presidente della regione che decide di fare un palazzetto dello sport e chiama 3 aziende, la prima è milanese, la seconda è napoletana e la terza è siciliana. L'azienda milanese dice: secondo me ci vorranno 3 milioni di euro perché 2 milioni e mezzo per il materiale e mezzo milione me lo pappo io. Si rivolge al napoletano che dice: Waiu, facimmi un bel palazzetto, facimmi l'inaugurazione con Nino D'Angelo, ci costa 6 milioni di euro. Si rivolge al siciliano e il siciliano dice: per me ci vogliono 9 milioni di euro. E siamo tutti contenti. Dice: ma come 9 milioni di euro? Tu sei in Sicilia, perché ci vogliono 9 milioni di euro? Presidente, va sempre a me, oggi con 9 milioni di euro facciamo così. C'è un milione si piglia lei. 100 milioni mi piglio io e con la voce 100 milioni ci facciamo fare un travaglio milanese. Questo è quello che succede in Sicilia. E allora, prima i politici volevano essere ricordati, essere ringraziati per una infrastruttura, per una strada. Oggi, il politico di oggi vuole soltanto avere una bella villa, avere una bella casa, avere la barca. Ma cari politici, se oggi volete cambiare le cose, l'unica cosa che dovete aspirare di avere è proprio essere. Ok. Yeah. Questo si chiama Fuse il ritornello, lo cantiamo insieme, vi dico cosa dovete cantare e voi lo cantate,
fermi lì. C'era un tempo che la gente quando ti viri a capo ti salutava manco fosse un suo parente. Credevi che c'avevi solo tu la libertà di decidere le sorti della gente. Ma ora passi in avanti alla bugia, pure tu capo della nostra compagnia. Alla capanna la testa si fendia, anche fosse tutto il paese ti schifia. E non vedi che ti metto vestito gessato, con semmo le picciotte con la coppola di lato, tutta le stelle padrine arrestaste flesciato. E a come dannati mi pare imprenato, pure le piccerine ti picchiano per vista, ti buttano verso una lanisciuta della vista la domenica mattina mani a cento le piazze che solo non gente che non ti abbraccia. Mafioso, ti senti spacchiuso, Ti senti spacchiuso, fai tutto un pumatuso, fai tutto fumatoso, ma picchi un te ne vai, ma perché non te ne vai? Com'è? Ancora a casa. Ehi, Mafioso, come ti senti? ti senti spacchiuso, Un braccialetto d'oro opuso, un braccialetto d'oro opuso, ma picchi un te ne vai, ma perché non te ne vai? ai 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 ai. Mafioso, ma perché non te ne vai? Oramai avrai una vita che conviene solo guai, ti pigliano tutto il culo e pure tu lo sai, ma a dire come mai che ancora che minchia ci fai? Più sei bello di tutto il paese, non ci devo chiedere meglio di pensarci spesi, oramai siamo un po' in crisi, non arriva a fine mese, ma poi tu che capo da bambino non l'hai messo. E tu fai l'arrogante, io che affaro malandrino, ma poi cerchi l'aiutino, se qualcuno s'avvicina e ti rompe la carina, la finisci in un istante, una cura che si amme, ai 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 te ne vai. Così, ma dire tu minchia sì, hai palle quanti ziguli, Hai palle quanti ziguli, e a tutti mi fai ridere, a tutti mi fai ridere. minchia. Mafioso, ti senti spacchiuso, Fai tutto un pumatuso, fai tutto fumatoso, ma picchi un te ne vai, ma perché non te ne vai? ancora a casa. Mafioso, Come ti senti? ti senti spacchioso, Braccialetto d'oro opuso, con braccialetto d'oro poso, ma picchi un te ne vai, ma perché non te ne vai? ai 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 ai. Le mani al petto, picciotti. Così, Ma dico minchia sì, ma tiri minchia hai sì, palle quanti ziguli, hai palle quanti e a ziguli, tutti mi fai ridere. e a tutti ne fai ridere. Più veloce, più veloce. Così, amore, ma tiri minchia sì, su, hai palle quanti ziguli, E a tutti, e a tutti ne fai ridere. più veloce, più veloce. Così, ma tiri minchia sì, hai Palle come ziguli, e a tutti ne fai ridere. la famiglia. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre giovedì, sempre noi, sempre Sicilia Cabaret! Isla Bonita, regno delle due Sicilie.